Con 59.088 firme su 1.239.000 il Veneto fu la quinta regione in Italia a spingere con forza per modificare parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale che disciplina l'omicidio del consenziente. Era la battaglia a favore dell'eutanasia legale. Ora il Veneto apre le porte ad un'altra battaglia sempre in favore dei diritti civili, quella del suicidio medicalmente assistito. Sarà infatti la prima regione in Italia in cui sarà possibile raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Noi chiediamo appunto che si possano rispettare nell'ambito ovviamente di quelle che sono le competenze del sistema sanitario regionale tempi e modalità per chi fa richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito, come già possibile appunto in Italia grazie alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. In particolare sappiamo che tempi, procedure sono un elemento fondamentale per chi si ritrova a vivere in una situazione appunto di difficoltà e di malattia. La proposta, nata in seno all'associazione Luca Coscioni, di cui Marta Perrone è referente veneto, punta ad accelerare e definire una volta per tutte i tempi e le procedure che servono per riconoscere le sofferenze indicibili e non sopportabili e consentire così il suicidio medicalmente assistito, quello che con la sua lunga battaglia personale fu concesso a Stefano Geller dall'US 7 Pedemontana. Noi ringraziamo Stefano Geller per aver voluto anche rendere pubblica la sua lotta, la sua battaglia, ma ci sono tantissimi altre persone come Stefano Geller che non hanno le forze, ma hanno giustamente anche il diritto di non esporsi così pubblicamente, ma al tempo stesso meritano i riconoscimenti dei loro diritti. Mercoledì 21 il primo atto, la proposta di legge e la relazione che l'accompagna saranno depositate a Palazzo Ferrofini. C'è il primo step che è quello del deposito, poi si parte con la raccolta firme di 7.000 firme di cittadini residenti in Veneto, dopodiché appunto come era già successo per la raccolta del referendum, tutte queste firme dovranno essere raccolte in presenza di autenticatori, quindi è un processo certificato, ecco, su cui garantiamo l'assoluta anche serietà.